L'Agenzia regionale per il lavoro prosegue il tour del Sardinia Job Day a Cagliari per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ovvero tra i cittadini iscritti al programma che ha dato loro modo di effettuare il colloquio con le 39 aziende presenti. Sei in attesa di colloquio con Hotel Chia Laguna Resort. per... Ricevimento? Hai già avuto esperienze? Sì. Dove? Al Cala Serena Village l'estate scorsa come tirocinante di ricevimento. Che cosa ti è stato chiesto? Le mie esperienze precedenti, le mie disponibilità e magari una presentazione in generale. Tu hai portato il curriculum? L'ho mandato su monster.com. Mi hanno chiesto di parlare di me, hanno verificato le mie conoscenze linguistiche e appunto abbiamo parlato delle mie esperienze precedenti. Il 7 maggio è stata organizzata la conferenza Politiche per l'occupazione e servizi del lavoro, strategie, indirizzi e strumenti, un focus sull'attuale fase di crisi e sugli interventi e i servizi per il lavoro da realizzare a diversi livelli. Con gli interventi del Presidente della Regione Francesco Pigliaru, dell'Assessore regionale al lavoro Virginia Mura, del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro Massimo Temussi e di Romano Benini, docente di Politiche del Lavoro. Ha chiuso la conferenza l'intervento streaming del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Per la creazione di lavoro il ruolo del pubblico e del privato oggi sono chiaramente diversi da quelli che si erano tentati nel passato. Nel passato c'era poco privato e moltissimo pubblico anche nella creazione diretta di lavoro. Oggi è chiaro a tutti che il pubblico deve favorire la creazione di lavoro che però è in carico ai privati. Questa è la cosa fondamentale che dobbiamo fare. Il lavoro grosso lo creano le imprese e noi dobbiamo aiutare le imprese a creare lavoro e aiutare le persone ad avere le competenze che le imprese cercano. Abbiamo trovato dei candidati validi che probabilmente saranno ricontattati a breve nella nostra sede che abbiamo qui in Sardegna per un ulteriore approfondimento del colloquio. Nei colloqui effettuati in queste giornate avete già individuato delle figure? Abbiamo visto circa 15 persone e comunque di queste persone 5-6 candidati sicuramente possono fare al caso nostro.